buonasera cari telespettatori e telespettatrici, eccoci con le anticipazioni del telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia. Apriremo con il bilancio dei carabinieri di Pordenone che evidenziano come i reati, soprattutto predatori, sono in calo rispetto allo scorso anno, ma dall'altro i sindacati puntano invece il dito su quella che è di fatto una diminuzione delle denunce. È positivo il bilancio delle attività dei carabinieri di Pordenone, truffe, furti e rapine sono in calo rispetto allo scorso anno, ma i sindacati puntano il dito sulla diminuzione delle denunce. L'UGL Polizia si rivolge ai cittadini a denunciare ogni reato, solo così potremo ottenere gli agenti necessari. Sono state interrotte le ricerche di Lino De Luca, 61enne di Forni di Sopra, scomparso alla vigilia di Natale. I carabinieri di Tolmezzo continuano le indagini controllando i tabulati telefonici del cellulare. La sua auto è stata ritrovata abbandonata e aperta in un parcheggio a Tolmezzo. I cittadini della frazione di Basigliano proseguono la battaglia contro il cartello di senso vietato, chiedendo al prefetto, alla procura e al Ministero dei Trasporti la sua rimozione, ma da Roma rispondono in caso di incidenti la responsabilità è del municipio. Musica e intrattenimento in piazza e conferma dei tradizionali fuochi d'artificio al castello. Il comune di Udine si prepara ai festeggiamenti per l'arrivo del 2018, programmando anche aperture straordinarie dei parcheggi sotterranei. Appuntamento in piazza 1 maggio dalle 22. Dopo Milano si prepara un nuovo esodo di tifosi verso Bologna, trascinati dall'entusiasmo per la gestione Oddo. Al Dallara saranno in 400 con il sogno della quinta vittoria per riscattare il 4-0 dello scorso aprile. E se i reati calano continuamente, in parte è merito del lavoro delle forze dell'ordine, in parte ciò è dovuto alla mancanza delle denunce dei cittadini. L'invito a segnalare ogni reato subito arriva dall'UGL Polizia, che spiega: solo così possiamo ottenere un numero adeguato di agenti. Denunciare i reati di cui si è vittima è fondamentale per dare un quadro reale della situazione del territorio e di conseguenza per far sì che ci sia un adeguato rafforzamento dell'organico delle forze dell'ordine. A sottolinearlo è Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia FSP, nell'imminenza del bilancio di fine anno delle questure della Regione. È una polizia che purtroppo non viene rinnovata per mancanza di turnover anche a livello nazionale, ma soprattutto nella nostra regione, perché i dati sono sempre positivi. Qual è il rischio? E la gente non va più a denunciare, ma forse alcuni reati non vengono più denunciati. A Pordenone si sta bene, i reati, i predatori sono diminuiti, e allora cosa serve la polizia? Da una parte si chiedono più uomini, dall'altra però i reati sono in calo e quindi questi uomini in teoria non servono. Purtroppo chi al Ministero legge i dati. Se nessuno va a denunciare il furto della bicicletta o della macchina, bene, vuol dire che a Pordenone, e noi lo vediamo anche sul Sole 24 Ore, è una città che si sta bene, mentre abbiamo ancora gente che si accoltella per la strada, furti, forse sono diminuite sicuramente le rapine, perché ormai la gente cosa fa? Fa le truffe. Bene, cosa pensa il Ministero di questo? Di chiudere la polizia delle telecomunicazioni, che è quella che poi va a lavorare su queste tipologie di reati. 2018 alle porte, cosa dobbiamo attenderci? Io auguro a tutti quanti il buon anno, buon 2018, e attenzione ai botti di fine anno, insomma, per divertirsi 30 secondi si perde un occhio o una mano. È stato efficace il pressing che tutti noi abbiamo fatto affinché il Tribunale fallimentare di Pordenone rimanesse al servizio del pordenonese.